Addio Fra Germano, frate della carità, ultimo questuante, amico dei poveri e dei derelitti. Fedeli, amici, operatori, frati lo hanno salutato per l'ultima volta, commossi al santuario della Madonna di Monteberico, una bara semplice, sopra stesa la sua tonaca, un saluto ad un amico che li ha lasciati alla veneranda età di 92 anni dopo una vita spesa al servizio di chi aveva bisogno senza mai chiedere niente, ma piuttosto donando. È così che lo ricordano le operatrici che fino all'ultimo gli sono state vicine, assistendolo nella sua malattia. Gli davamo i vestiti nuovi per lui, tornava con vecchi, bucati, eccetera, perché pensava e donava ai poveri. Lui era sempre quello, cioè qualunque cosa che avesse doveva dare agli altri. Si respira la commozione di chi è venuto a dire addio a frate Germano, il frate che con la sua ape carica di frutta e verdura raccolta per i bisognosi girava i paesi. Per tutti aveva una parola di conforto, un sorriso. È l'ultimo di una splendida razza evangelica, cioè i frati questuanti. L'ultimo, non è rimasto più nessuno, ma l'ultimo è stato anche davvero uno dei migliori. E lì era quando arrivava lui e arrivava la carità col sorriso. Si stringono i fedeli attorno alla bara per l'ultimo viaggio di Fra Germano, la sua cara ape parcheggiata in convento, mentre le campane sembrano salutarlo con un canto di festa. Si affollano i ricordi di chi lo ha conosciuto, uomo capace di un grande perdono e umanità. Quando che è stato picchiato un paio di volte, lui diceva, beh, puoreti, peso per loro, cioè, sì, ma ti si qualche costo e rotte, non ha importanza, ma a me mi passa, ma ora non so. Io penso che sulla porta del paradiso c'è una lunghissima fila di poveri che lo accolgono e lo aspettano.